Ciao amici telespettatori, rieccoci qui nella rubrica dei mercanti per caso e questa sera abbiamo un mercante per caso praticamente particolare. Perché? Perché vende praticamente un articolo interessante. Interessante, vediamo perché. Ciao, ti chiami? Ciao, sono Oscar. Oscar, allora tu praticamente vendi qualcosa di particolare, giusto? Sì, molto particolare. Possiamo chiamarla una bicicletta a quattro ruote. Esatto, un Terrabike. Un Terrabike. Consiste in un go-kart realizzato però non a motore ma a pedali. Che non ha bisogno naturalmente né di patente né di... Assolutamente. Praticamente la bicicletta si snoda. Sì. Questo snodo serve quando magari ci sono praticamente i buchi nelle strade per scendere e salire dai marciapiedi, per tutto quanto, in modo che cioè ti viene facilitato. Esatto, la bici abbia sempre le quattro ruote. C'era. Va bene, ascolta, si può smontare questa bici? La bici si può smontare in quanti pezzi? In 2 pezzi, in 3 pezzi con questo di dietro. Si può mettere tranquillamente in un portabagagli e uno praticamente se la può portare dietro in macchina senza problemi, problemi. Oltretutto smontandola nessun pezzo come catena o via discorrendo si deve uscire, perché tutto è fatto in maniera tale che smontandola i pezzi basilari rimangano al loro posto. Quindi la andiamo solo a sezionare.
stazionare. Certo. Va bene, in alternativa volevo dirti una cosa, dietro anziché un posto, sì, ci potrebbero mettere 2-3 posti? No, dietro potremmo solo noi sostituire quella che oggi è una normale sedia da adulto, certo, che la bici è per adulti, un seggiolino, sai, di queste per le mountabike. Sì, sì. Basta solo diciamo lavorarci un po' su, ma tu Praticamente quello che deve fare lo sforzo però è sempre uno solo. sempre uno ed esclusivamente uno, però c'è una bella cosa. Cioè? Tu sforzo non ne fai. Ah sì? Sì, perché il Idraulico, una specie non è idraulico, diciamo le corone sono rapportate in maniera tale che anche mettendo una persona di 100 kg e che andiamo a sommare i 60 della bici, perché la bici è certo, totalmente in acciaio, quindi teoricamente sono 60 della bici, 100 della persona 100 del dietro, passeggero e altri mettiamo 60, altri 70-80 di chi porta la bici, 230-240 kg cammina senza problemi, senza sforzo. senza sforzo, assolutissimamente, è una passeggiata. Perfetto, mentre il freno è quella leva lì. Questa leva di qua è l'unico freno che ha posteriore, anche perché stiamo parlando di una bici, quindi non ha bisogno di prestanze fenomenali, ecco, perché la bici quando vai forte vai sui 20-30 km orari, ma devi avere anche le gambe per andare a quello. Logico. Va bene Oscar, allora andiamo a provare questa bici, così vediamo effettivamente. Ce la facciamo provare a Diana. Diana è più pratica di me a portare la bici, per cui la vediamo in azione. Andiamo amici telespettatori, proviamo questa bici.
Oscar, abbiamo visto, è facilissima da portare, bellissima, comunque è una cosa nuova, soprattutto per questo, la novità. Bravo. Allora Oscar, quanto ne chiedi per questa bicicletta? Guarda, la bici, questo è un prezzo strettissimo, Sì. viene 350 euro. Così 350 euro, non trattabili No, naturalmente. no, non trattabili anche Perché è una novità? Perché è una novità, ma perché comunque il lavoro c'è. Certo. Non siamo noi direttamente a produrli. Certo. Ho trovato io l'aggancio per questo tipo Per averla. per avere questo tipo di bicicletta. È un prodotto a cui io credo. Certo. Questo, vediamo, proviamo. Vabbè, amici telespettatori, abbiamo conosciuto qui il signor Oscar che ha questa bicicletta particolare, a 4 ruote come avete visto, favolosa, ha anche la marcia indietro, per cui Sì, anche è la tutta marcia completa. completa di tutto. Non è difficile da portare, è molto facile. Assolutissimamente no, in più ha anche un clacson con 6 toni Certo. elettronici. La luce logicamente per chi volesse La diciamo, luce è compresa pedalare di notte. Di notte ci sono 3 LED luminosi Perfetto. che indicano diciamo, la presenza del mezzo. Certo, Adesso ripeto, sì. l'avete già visto. Amici, certo. Amici telespettatori, per chi è interessato a questa bella bicicletta può mettersi in contatto con il signor Oscar telefonando al suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Ripeto, 350 euro non sono molti perché oltretutto è una novità, una bella novità. C'ha 4 ruote, c'ha i pedali, potete andare nei centri praticamente dove non è possibile circolare con la macchina né col motorino, per cui siete facilitati, è una bella cosa, una bella invenzione. Hai visto? Sì, guarda, io ne sono sicuro che avrà il suo successo. Sì, Siamo certamente. qua, vediamo. Sembra praticamente una moto a 4 ruote, però a pedali. Senza il motore? Senza il Bravo, motore. hai detto bene. È solo La cosa con importante è che non c'è pedali. bisogno di casco. No, non c'è bisogno di casco, ma poi come ti dicevo prima, visto e considerato che in estate soprattutto i centri di qualsiasi città o comunque zona estiva. Un ragazzo magari con la fidanzata si fa una passeggiata No, così. ma il Nelle spiagge, ragazzo, magari. il ragazzo, ma anche A San Vito che è la- difficile circolare con le macchine. molto difficile, ma anche la persona più grande ci va comodo perché Certo. come abbiamo visto la pedalata è leggera Sì. e non No, ma neanche si è sentita. completamente. E poi è bella. Infatti, È curioso. infatti. Va bene, amici telespettatori, ripeto, per chi è interessato a questa bella bicicletta a 4 ruote può mettersi in contatto col signor Oscar, chiamando naturalmente il suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Ok? Per la novità dei mercanti per caso, Alberto vi saluta e vi saluta anche il signor... Ciao Oscar. Ciao amici, a dopo. Oh yeah.